Buonasera ai titoli con le principali notizie. Agevolazione mafiosa e corruzione, arrestato il vice sindaco di Tala, comune nel Messinese, a Carmelo Palo. Sono contestati i favori in carcere al figlio del boss di Picanello di Catania, sequestrato anche il caffè Etna. Catania arresta in gravissime condizioni la giovane Anna e si ripropone il problema della sicurezza sulla circonvallazione. Il sindaco Trantino annuncia attivi da oggi gli autovelox. Incidente sull'autostrada A18 Messina-Catania, un morto e 4 feriti nell'impatto, a perdere la vita un ventenne. A Palermo bambina di 1 anno ricoverata all'ospedale per overdose e allarme per l'aumento del consumo di droga tra i più giovani. La storia di Marco, rinato 2 volte dopo il duplice trapianto di rene per l'uomo palermitano, donare gli organi e vita. C'è ma non si vede, l'oscurità rende visibile la cripta di Sant'Euplio copatrona di Catania. Il buio prende il sopravvento, gli albi ricoprono gli unici punti luce rimasti. Calcio penalizzato Catania penalizzato di 1 punto, la sanzione legata alla mancata fideiussione integrativa, inibizione di 45 giorni per Pelligra e Grella. Eccoci, buonasera. Operazione della squadra mobile di Catania che ha portato all'arresto del vice sindaco di Tala, Carmen Palo. A lui sono contestati i favori in carcere al figlio di un boss di Picanello di Catania, appunto sequestrato anche il caffè Etna. Francesco Triolo. È stato arrestato mentre si trovava ad Assisi, dove Carmen Palo, assistente capo di polizia penitenziaria attualmente in servizio al carcere di Giarre, vice sindaco del comune di Itala, era uno dei 200 amministratori locali della regione per l'offerta dell'olio per alimentare la lampada sulla tomba di San Francesco. A disporre il provvedimento restrittivo di custodia cautelare è stato il GIP di Catania. A Palo sarebbero contestati episodi di corruzione. Avrebbe agevolato un detenuto, Antonio Di Grazia, 43 anni, figlio di Orazio, indicato come il responsabile della famiglia Laudani nel rione Picanello. Palo avrebbe fornito a Di Grazia informazioni riservate, ritardato l'inserimento nelle banche dati di un rapporto disciplinare a suo carico per evitare conseguenze sull'imminente rilascio di un permesso e avrebbe omesso di segnalare il possesso da parte del detenuto di un telefono cellulare e poi lo avrebbe informato su imminenti perquisizioni delle celle, consentendogli di utilizzare illegalmente il telefono dell'ufficio matricola. In cambio di questi favori, secondo l'accusa, Di Grazia, sfruttando l'interesse di Palo per le scommesse, gli avrebbe fornito notizie sugli incontri di calcio di serie minori che a suo dire sarebbero stati truccati e gli prometteva il pagamento degli importi per sostenere le stesse scommesse, riscontrato un atteggiamento che secondo la procura era di totale asservimento della funzione pubblica esercitata da Palo ad interessi personali e privati di Di Grazia, tanto che quest'ultimo ha prefigurato all'agente, una volta conclusa la detenzione, possibili affari illeciti in comune. Nell'ambito dell'operazione è stato sequestrato il notissimo bar catanese Caffè Etna, intestato a soggetti di comodo per eludere le misure di prevenzione. A Catania resta in gravissime condizioni la giovane irlandese. L'ennesimo incidente sulla circonvallazione ripropone il problema della sicurezza. Molti chiedono la realizzazione di un sovrappasso. Tonino De Mano. Le morti di Chiara e Danilo, le gravissime condizioni di Anna, tutti falciati sulla circonvolazione di Catania, riaccendono il dibattito sulla sicurezza stradale, anzi lo infuocano. Da ogni mister bianco e viceversa, si corre troppo, si passa con il rosso, si usa il cellulare e i pedoni sono i primi a rischiare, specie all'altezza della cittadella, dove tutti invocano il ripristino del cavalcavia. Purtroppo, dico io, ahimè, bisognava solo riqualificarlo, perché riqualificare non ha sicuramente il prezzo di una vita. L'opposizione, per bocca di Graziano Bonaccorsi, tende una mano al sindaco e lo invita a riflettere sull'importanza del sovrappasso. I cittadini avranno anche quest'ulteriore struttura per evitare eventuali incidenti e per attraversare in maniera serena quel tratto. E poi ci sono loro, gli studenti, che neanche a dirlo chiedono a gran voce interventi urgenti in nome e per conto della sicurezza. Sovrappasso sì, anche perché questo è l'unico punto dove effettivamente si può passare tranquillamente e anche col semaforo le macchine si fermano. Chi non si ferma, come nel mio caso, prende una multa. Vietato distrarsi alla guida e a piedi. Abbiamo visto che avevi delle cuffiette, eri un po' distratto sulle strisce pedonali. Sono passato col verde. Ma non basta questo, perché purtroppo molta gente passa col rosso. Non dipende da me, dipende dai guidatori, quindi
Parlate con i guidatori, non con me. Io sto passando sulle strisce verdi. Mi scusi, ma questa è un'intervista contro gli studenti che passano alle strisce pedonali o contro l'amministrazione che dovrebbe fare qualcosa? È una via di mezzo perché ci sono gli incidenti causati dalla fatalità, ma anche da distrazioni e dall'imprudenza degli automobilisti. Io credo che se tutti seguissimo le regole non ci sarebbero problemi. Restiamo sulla circonvallazione di Catania perché sono stati attivati gli autovelox e i semafori che rilevano l'alta velocità. La multa scatta se si superano i 50 km/h o se si passa con il rosso. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Giro di vite per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada, sfrecciando a velocità e che mettono a rischio la vita di pedoni e altri automobilisti. Attivati a Catania gli autovelox, installati già da tempo lungo la circonvallazione. Finita la fase sperimentale, adesso gli impianti omologati per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita entrano in funzione. A decidere la loro attivazione il sindaco Enrico Trantino, che ha anticipato la notizia a Sicilia 24 Focus. Abbiamo messo gli autovelox, peraltro gli autovelox sono attivi praticamente da oggi. Gli autovelox attivati si trovano nei viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Ulisse. Lungo questo asse viario non si possono superare i 50 km/h. Con la stessa delibera la Giunta ha anche disposto la completa attivazione dei semafori TX Speed per rilevare eventuali trasgressori. La multa scatta se si passa con il rosso. Questi semafori si trovano in diversi passaggi pedonali della circonvallazione e alla fermata bus Fontana Nord 1. Un morto e 4 feriti nell'incidente avvenuto stamattina all'alba sull'autostrada Catania-Messina. A perdere la vita un giovane di 20 anni. Lorena Dolci. Doveva essere una giornata di lavoro come tante, invece è finita in tragedia. Era diretta al mercato di Santa Teresa Riva la famiglia di venditori ambulanti di Piedimonte e Tenneo, rimasta coinvolta questa mattina alle 6:20 in un incidente stradale sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza di Fiumefreddo. Al volante di un camioncino carico di cassette di frutta e verdura si trovava Giovanni Urzì, con lui la moglie Nella e il figlio Matteo. Improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, il mezzo è finito contro il guardrail e si è ribaltato. Nel violento impatto ha perso la vita Matteo, che avrebbe compiuto 20 anni tra poco. È rimasto schiacciato, per lui inutili soccorsi. Pochi istanti dopo è sopraggiunto un furgone doblò che si è trovato in mezzo davanti e non è riuscito ad evitarlo. Gravi le condizioni dei genitori. Nell'incidente la madre si è fratturata le gambe ed è stata trasferita all'ospedale Papardo di Messina per essere operata. Il padre e i 2 passeggeri del doblò, rimasti feriti in maniera più lieve, sono ricoverati all'ospedale di Taormina. Una bambina di 1 anno è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Cristina di Palermo per overdose di hashish. Ora è allarme in città. Aumenta anche il consumo di droga tra i più giovani. Marco Gullà. E allarme droga a Palermo adesso anche sui più piccoli, o meglio piccolissimi. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa. Una bambina di 1 anno è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cristina per overdose di hashish. Casi su casi. Adesso è davvero emergenza. 1 a settimana, dicono dall'ospedale pediatrico palermitano. I genitori usano sempre la stessa versione, ovvero che i figli hanno ingerito droga trovata per strada. Ma non è così. Spesso a farne uso sono proprio loro. Nei giorni scorsi un bambino di soli 3 anni è stato invece ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto chetamina, una droga sintetica sempre più diffusa tra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da chetamina su un bambino così piccolo registrato in città. A seguito di questi episodi è stato attivato un protocollo voluto dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna che prevede l'immediata segnalazione al magistrato di turno e l'avvio di indagini da parte della polizia giudiziaria. Si apre così un fascicolo a tutela dei minori coinvolti, un consumo di droga che aumenta anche sui più giovani alla ricerca dello sballo e a prezzi di mercato. Ecco quindi che le strade purtroppo portano al crack, da Ballarò alla Vucciria, poi centro storico e adesso anche nel salotto della città. Il crack ormai si riesce a reperire dovunque ed è proprio questo un altro segnale preoccupante dell'allarme cittadino.
In Prefettura Messina si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che ha affrontato il tema delle aggressioni al personale sanitario negli ospedali. Stabilite alcune misure da implementare nei pronto soccorso, affrontato anche il tema della formazione del personale sanitario per prevenire e affrontare situazioni di emergenza, soprattutto nel caso di presenza di persone affette da disturbi psichiatrici. E adesso in Sicilia l'acqua che manca e continua a scarseggiare, non piove e gli invasi sono a secco. Ad Agrigento quella poco che c'è arriva e si perde per strada a causa di una condotta idrica vecchia e i cittadini continuano a manifestare in piazza. Davide Sardo. La Sicilia rischia di esaurire le risorse idriche in inverno. Legambiente lancia l'allarme. A settembre la situazione è peggiorata drasticamente, prosciugando i residui sopravvissuti all'estate rovente. Ampia parte degli invasi è quasi a secco. La pioggia è una speranza, ma al momento è ancora un miraggio. E, come se non bastasse, preoccupano le ingenti dispersioni dalle condotte fatiscenti, ovunque con percentuali oltre il 50%. Secondo i dati di Legambiente su base Istat ad Agrigento si riscontra la percentuale maggiore di acqua sprecata in strada, come documentato anche da queste immagini. Centinaia di metri cubi si perdono tra i terreni e l'asfalto di Fontanelle a causa di una condotta idrica vecchia e danneggiata. Nel frattempo prosegue la protesta dei cittadini in piazza Pirandello innanzi al municipio. Non è cambiato nulla, si cercano pozzi, la regione parla di dissalatori mobili, parlano di tutto, ma da aprile che siamo senza acqua, ci sono case e vie di Agrigento che arriva l'acqua dopo 30 giorni. A me mi interessa l'acqua perché ci devo dire a mio figlio, aspetta, non ti lavare ora, lavati più tardi oppure domani che arriva l'acqua. A mia moglie dire ci sta arrivando l'acqua vinne. Ieri, martedì, ho detto cominciamo a lavare tutte cose perché questa è la realtà purtroppo di Agrigento. Siamo rimasti di nuovo senza acqua, come stavo dicendo poco fa, e siamo qua. Speriamo che possa diminuire questa turnazione, perché noi abbiamo sofferto da aprile a settembre 5 mesi senza acqua. A peggiorare la situazione, il sindaco di Agrigento Micichè ha disposto la sospensione dell'erogazione idrica a San Leone dopo il riscontro dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento di parametri non conformi. Adesso vi raccontiamo la storia di Marco, nato 2 volte dopo il duplice trapianto di rene. Per l'uomo palermitano donare gli organi è vita. Sentiamo. Io mi reputo il frutto del dono. Sono il frutto del dono. Poche parole per Marco, che a 23 anni, dopo il salvataggio in mare di un giovane che stava annegando, scopre che i suoi reni non funzionano. Comincia il buio della dialisi, poi la mamma dona il rene. Dopo 8 anni questo rene, per un problema di tossicità da farmaco di immunosoppressore, purtroppo perde la sua funzionalità. Ricomincia la dialisi e la paura di non farcela. Dopo 2 anni arriva un altro rene da un donatore deceduto. Nell'arco di 1 anno e mezzo, grazie a una donazione da cadavere, mi permette di ritornare ancora una volta a rivedere la luce e la rinascita. Da qui ricomincia la nuova vita. Io dico il trapianto è vita. E questo trapianto e vita è dato dal gesto nobile che può essere la donazione. La Sicilia, da fanalino di coda per le donazioni, nell'ultimo anno raddoppia da 15 a 30 donatori per milione di abitanti. Un balzo in avanti segnalato anche dal Ministero, che nel 2023 ha raccolto 765.000 sì alla donazione tra aziende sanitarie, comuni e associazioni dei donatori di organi e tessuti. I trapianti sono stati nell'ultimo anno 244. Dietro i numeri, la vita di tante persone che vogliono tornare a vivere. Stamattina in Commissione Affari Istituzionali è emersa la disponibilità di tutti a recepire in Sicilia la norma nazionale sulla rappresentanza di genere, che prevede il 40% di donne nelle giunte comunali. Lo dice il presidente della prima commissione dell'Assemblea regionale siciliana, Ignazio Abbate.
Una breve pausa e poi vi faremo vedere il degrado in cui versa la cripta di Sant'Euplio a Catania. C'è ma non si vede, l'oscurità rende invisibile la cripta di Sant'Euplio, copatrono di Catania. Al calare della sera il buio prende il sopravvento e le chiome degli alberi coprono gli unici punti luce rimasti. Tonino De Mane. È il copatrono di Catania, ma non sembra avere la stessa visibilità di Sant'Agata. La cripta del martire Sant'Euplio, inserita nel circuito della Via dei Tesori al calar del sole, è pressoché invisibile ai turisti e a quanti percorrono l'omonima via. Sant'Euplio, appunto, in pieno centro storico. Eppure non si direbbe, visto che la sera l'illuminazione è garantita soltanto dal vicino chiosco e dai fari delle auto in transito. Il video che vi proponiamo non ha bisogno di commenti, anzi sì, dal momento che la segnalazione denuncia arriva da Lorenzo Costanzo, presidente CIDEC e rappresentante della comunità Sant'Euplio. Molti turisti che passano lo vedono completamente al buio. Quello che chiediamo più attenzione, visto che questo sito al buio non è visitabile e non è neanche sicuro. A terra sono invece ben visibili un palo della luce ed una transenna che mette in sicurezza, si fa per dire, l'area in questione, mentre basta alzare lo sguardo e l'obiettivo della telecamera per rendersi conto che gli unici punti luce sono completamente nascosti dagli alberi, le cui chiome ed i rami, alcuni pericolanti, pendono come una spada di Damocle sugli ignari passanti. Un gigantesco impianto termale risalente a 2000 anni fa riemerge dal sottosuolo a Tusa nel Messinese grazie all'opera degli archeologi e ricercatori dell'Università di Palermo. Orazio Longo. Eccoli gli studenti e i ricercatori dell'Università di Palermo mentre completano il sopralluogo ad Alesa, nome antico della città siculo-greca situata nel territorio di Tusa, in provincia di Messina, fondata nel 403 a.C. su una collina oggi denominata Santa Maria delle Palate. Eccola Alesa mentre fa riemergere dal terreno uno degli impianti termali più importanti e più estesi del Mediterraneo, scoperto a conclusione della quinta campagna di scavi condotta dall'Ateneo Palermitano in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e il comune di Tusa. Per l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, quello venuto alla luce rappresenta un unicum in Sicilia per il ricchissimo apparato decorativo e per le dimensioni. Gli fa eco il direttore del Parco Archeologico di Tindari, Domenico Targia. Gli elementi venuti alla luce sono dei mosaici in ottimo stato di conservazione, nonché dei pavimenti in marmo a rombi, sembrerebbe dei marmi provenienti dall'Oriente. 800 metri quadrati di terme ci danno la dimensione dell'importanza del sito e di come oggi l'archeologia a pieno titolo rivendica un ruolo strategico nel territorio della regione siciliana. Gli scavi hanno portato alla luce anche un vasto complesso monumentale composto da un reticolo di strade e un nuovo tratto di fortificazioni utili per la ricostruzione di un nuovo assetto urbanistico della città ellenistica e romana. Breve pausa e poi il calcio con un punto di penalizzazione per il Catania e poi anche Messina e Trapani al lavoro in vista del derby di venerdì. Arrivati responso e sanzione per la vicenda estiva che ha coinvolto il Catania. La vicenda della fideiussione integrativa non presentata ha portato ad un punto di penalizzazione per i rossazzurri a 45 giorni di inibizione per Pelligra e Grella. Marco Carli. Un punto di penalizzazione e 45 giorni di inibizione per Pelligra e Grella. Arriva il responso sulla vicenda estiva che ha alimentato polemiche e discussioni in serie nell'ambiente. Il problema era legato al deposito della fideiussione integrativa e ha portato al provvedimento sanzionatorio della Procura federale tramite il patteggiamento, un accordo fra le parti. Il frutto evidente della sanzione è ovviamente in classifica con i rossazzurri che scendono così a quota 14.
Il testo del comunicato contiene tutto con la nota della Procura federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini che hanno coinvolto il presidente Pelligra e il vicepresidente Grella, oltre alla società Catania FC. I due dirigenti hanno violato l'articolo 4,1 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo entro il termine del 9 agosto 2024, si legge sempre nel comunicato, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto al milione di euro dell'ammontare dei compensi lordi fissi e variabili dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società. Il Catania rispondeva per responsabilità oggettiva e propria. L'accordo fra le parti non ha però avuto obiezioni da parte del presidente federale e tramite il patteggiamento si è potuti arrivare alle sanzioni già descritte, il punto di penalizzazione e i 45 giorni di inibizione per i due dirigenti. Il Catania risponde attraverso una nota in cui prende atto delle sanzioni deliberate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Risolte così le questioni pendenti, si legge sempre nella nota, il presidente e i componenti del board del Catania FC sono concentrati esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi del club nella corrente stagione sportiva. Messina e Trapani al lavoro in vista del derby di venerdì sera, due assenze importanti nel Trapani. Franco Camarasana. Affilano le armi Messina e Trapani in vista del derby di venerdì sera al Provinciale. La squadra peloritana l'affronta rinfrancata dalla positiva prestazione offerta contro il Benevento. Una mancata vittoria può definirsi, visto che solo i legni della porta avversaria hanno impedito di centrare un successo pieno. Ulteriore conferma della crescita sul piano del gioco della squadra di Giacomo Modica, che per oggi ha programmato una doppia seduta a Santa Maria del Mela. Si va intanto verso la probabile conferma tra i pali del lituano Titas Krapikas, mentre dovrebbe essere della partita Davide Petrucci. Il centrocampista romano, al pari di Giuseppe Salvo, ad inizio settimana ha svolto un allenamento a parte, ma venerdì sera sarà regolarmente in campo. Nel Trapani invece qualche problema per Totò Aronica, al quale in vista del derby sono venuti a mancare due giocatori importanti. Per motivi personali infatti ha dovuto rescindere il contratto il centrocampista Valerio Mastrantonio, mentre è stato squalificato per un turno il terzino Benedetti. Assenza non da poco, dato che Martina, il suo naturale sostituto, è alle prese con un problema muscolare. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.